Cosa vuol dire economia circolare? L'economia circolare è un sistema economico pianificato per utilizzare i materiali in successivi cicli produttivi, riducendo al massimo gli sprechi. È una follia pensare che noi dobbiamo sempre utilizzare materiali nuovi, ma voi sapete cosa vuol dire riconvertire il nostro sistema produttivo al riuso, al recupero? In Italia noi ci siamo soffermati sul tema dei rifiuti a delle indicazioni di recupero, di differenziazione dei materiali, ma differenziarli e non recuperarli serve a poco. E lì c'è un problema proprio normativo che va affrontato. Fino a quando la normativa non consente il recupero e il riciclaggio dei materiali, di fatto l'economia circolare non può essere fatta, non può essere prodotta. Ora dobbiamo passare dalla raccolta differenziata alle percentuali sempre più da incrementare di recupero dei materiali raccolti in maniera separata. E questa è la sfida, questo vuol dire che l'apparato produttivo deve riconfigurarsi per questa modalità di funzionamento. E parlare di economia circolare vuol dire ridefinire il modo di progettare la produzione, di renderla più versatile e modulare, alimentare il sistema produttivo di energie rinnovabili, avere un approccio ecosistemico e fondamentalmente recuperare i materiali, quindi concepire i materiali che vengono utilizzati affinché in maniera semplice possano essere separati e recuperati. Chi si occupa di costruzioni sa che oramai il sistema di costruzione è sempre più basato su sistemi a secco. E perché? Perché disassemblare una lastra di cartongesso è molto più semplice che togliere un intonaco da una muratura. E quindi ecco che a volte noi ci sembra che sia un fatto di moda, ma ci sono dei contenuti molto più importanti. Noi dobbiamo arrivare a poter recuperare e utilizzare tutti i materiali immessi nel ciclo produttivo. Al primo pronunciamento del 2011 è seguito la comunicazione della Commissione europea, l'anello mancante piano d'azione dell'Unione Europea per l'economia circolare. Quindi questo è il primo documento che chiede ai paesi europei di ripensare il sistema produttivo. Il piano d'azione individua 54 misure da portare avanti e poi indica 5 settori prioritari per accelerare il cambiamento. Quali sono i 5 settori prioritari? Ridurre la produzione di materie plastiche, i rifiuti alimentari. È una follia, ma a livello planetario i paesi occidentali, oltre il 30% degli alimenti buttiamo nella spazzatura. C'è tanta parte del mondo che muore di fame, noi ci permettiamo di gettare nella spazzatura il cibo e questo ovviamente è uno spreco poi da questo punto di vista. Le materie prime essenziali, quindi fare molta attenzione a quelle materie prime che non devono poter essere pensate per non essere recuperate, costruzioni e demolizioni, quindi il settore delle costruzioni e demolizioni è tra i 5 settori prioritari di intervento. Il discorso di favorire il recupero, non solo la differenziazione, è per dare dei numeri. Cosa c'è in questo piano? Entro il 2025 almeno il 55% dei rifiuti urbani, domestici e commerciali dovrà essere riciclato. L'obiettivo salirà al 60% nel 2030 e al 65% nel 2035. Il 65% di rifiuti da imballaggi dovrà essere riciclato prima, entro il 2025, raggiungendo il 70% entro il 2030. Come vedete sono numeri importanti perché noi non recuperiamo, non ricicliamo che non il 10-15%, dobbiamo arrivare al 65%, al 70%. Il 2025 è tra 4 anni. L'Italia potrebbe essere un paese virtuoso, noi abbiamo tutta la capacità e la tecnologia per riconvertire l'economia secondo questo modello. E dobbiamo avere un apparato normativo che, come ci dirà Barbara Gatto, consente di fare questo salto che altrimenti non ci porta da nessuna parte. E altra cosa,
speciali, sono quelli più difficili da recuperare. Qual è la prima voce di produzione di rifiuti speciali? È l'edilizia, cioè, perché oggi parliamo di economia circolare ed edilizia. La prima voce che produce rifiuti speciali sono tutti i materiali che escono dai nostri cantieri, è il 41% degli speciali prodotti in Italia. E di qui allora la necessità di riconvertirsi. Perché questa focalizzazione sull'edilizia? Una riflessione: gli edifici in ambiente costruito utilizzano la metà dei materiali estratti dalla crosta terrestre e producono ogni anno 450 milioni di tonnellate di rifiuti da costruzione e da demolizione, ossia più di un quarto di tutti i rifiuti prodotti a livello mondiale. A livello europeo l'industria della costruzione consuma circa il 36% dell'energia, contribuisce per circa il 40% delle emissioni annuali di CO2, è responsabile del 50% delle estrazioni di materie prime e del consumo di un terzo delle acque potabili e interessa comunque 18 milioni di posti di lavoro. Quindi a fronte di questa incidenza dell'edilizia, del costruire, del vivere rispetto all'uso dei materiali e dell'energia, è un settore che dal punto di vista dell'occupazione è fondamentale, bisogna saper traghettare da un'altra parte. E rispetto a questo qual è l'orientamento comunitario? È quello di spingere fortemente verso l'economia circolare, verso la riqualificazione delle strutture esistenti. Il nuovo piano, cioè la Regione Veneto è veramente una regione che potrebbe essere all'avanguardia, ha una normativa consumo di suolo zero, nuovo piano Veneto 2050, l'impegno della regione sul tema del Green Public Procurement. Ci sono tutti gli elementi per poter ripensare questo sistema per renderlo sostenibile. E la nuova regolamentazione dei appalti pubblici obbliga a utilizzare attraverso i criteri ambientali minimi i materiali della costruzione in percentuale sempre più elevata, e quindi questi elementi di base ci sono, mancano quelle leggi che lo farebbero decollare. E di qui l'incontro di oggi, che vuole essere proprio uno spaccato, e rispetto a questo problema delle normative io chiederei a Barbara Gatto, che è al tavolo col Ministero come CNA nazionale, a dirci a che punto siamo rispetto a questa evoluzione fondamentale. In effetti grazie per questo intervento introduttivo che mi facilita il compito, perché hai in parte anticipato le motivazioni per le quali il tema della normativa è fondamentale rispetto all'argomento di cui parliamo. Noi adesso siamo nel pieno di una fase in cui si parla sempre più di sostenibilità, economia circolare, Green Deal. In realtà questi concetti non sono nuovi per la nostra normativa ambientale, sono obiettivi che l'Italia già da tempo, così come l'Europa, si pone, però come è stato raccontato non sempre gli obiettivi si sono tradotti in risultati. E una delle cause di questo gap, di queste difficoltà è dato proprio dal fatto che abbiamo una normativa ambientale che si è spesso concentrata su adempimenti, procedure, vincoli che chiaramente sono funzionali al raggiungimento di un obiettivo ambientale, che è quello della tutela dell'ambiente, di una corretta gestione dei rifiuti, ma che hanno determinato un quadro spesso non efficiente, non efficace, che anziché favorire ha ostacolato il raggiungimento di questi obiettivi. Di fatto ci troviamo davanti a una contraddizione tra la necessità di mantenere norme in grado di tutelare l'ambiente, ma adeguare queste norme con un approccio un po' più favorevole anche a un operare corretto delle imprese in linea con l'ambiente, ma anche
in grado di favorire questa transizione verso l'economia circolare e quindi di favorire un miglior recupero dei rifiuti, un miglior riciclo e così via. Diciamo, questa fase che è proprio in discussione oggi al Ministero di recepimento delle nuove direttive sull'economia circolare rappresenta nell'auspicio di tutti proprio l'occasione per fare un po' di ordine nel nostro codice ambientale, nella nostra normativa dei rifiuti, per cercare di rimuovere le barriere normative che ad oggi hanno ostacolato il processo di riciclo di questi rifiuti, per invece implementare un quadro normativo anche un po' più applicabile per le imprese, perché sostanzialmente un quadro normativo più semplice favorisce il rispetto delle regole, quindi favorisce anche un operare più corretto da parte di chi tutti i giorni produce rifiuti e li deve smaltire. Io oggi vi darò quelle che sentirete da me sono, come dire, anticipazioni di quello che si sta definendo nei tavoli ministeriali, perché il processo di recepimento è ancora in corso. Fabio Fiorotta aveva anticipato un termine che è quello di scadenza previsto proprio dalla direttiva, che è previsto a luglio di quest'anno. In realtà noi potremmo vedere il primo testo uscire dal Consiglio dei Ministri per i primi di marzo, queste sono le previsioni. Noi sostanzialmente da settembre siamo seduti a tavolo col Ministero settimanalmente ad analizzare i testi che modificheranno il decreto legislativo 152 per la parte che regolamenta la disciplina dei rifiuti. È un testo con luci e ombre, diciamo così. Per il settore dell'edilizia in particolare ci sono alcune ipotesi di semplificazione, alcune norme che potrebbero facilitare la vita di chi vuole smaltire correttamente i propri rifiuti, ma ci sono ancora alcuni elementi non ben definiti, alcuni nodi da sciogliere, diciamo così, su cui noi stiamo interagendo quotidianamente con il Ministero. L'obiettivo, chiaramente l'ha anticipato Francesco Marinelli, è quello di essere in linea con un modello di economia circolare come è stato indicato dalla strategia fissata a livello europeo, e nell'essere in linea con questa strategia appunto il settore dell'edilizia deve necessariamente svolgere un ruolo fondamentale, sia perché appunto i rifiuti da costruzione e demolizione rappresentano una parte importante dei rifiuti prodotti complessivamente, sia perché i margini di miglioramento di questo settore sono assolutamente rilevanti. Sostanzialmente quello che noi dobbiamo recepire con questi nuovi provvedimenti per essere in linea con le nuove direttive riguardano nuovi target, quindi obiettivi da raggiungere nei prossimi anni, gli strumenti per favorire la transizione del settore, quindi una nuova regolamentazione che possa consentire di raggiungere in maniera più efficace gli obiettivi di riciclo, e poi una parte importante che riguarda invece la disciplina dell'autorizzazione degli impianti, che, come vi racconterò poi alla fine, è un caso tutto italiano che è stato molto discusso sostanzialmente negli ultimi 2 anni, perché sostanzialmente alcune incoerenze normative hanno determinato il blocco delle autorizzazioni degli impianti, che poi per chi opera nel settore dell'edilizia e produce dei rifiuti si è trasformato in difficoltà nel poter conferire questi rifiuti. Per quanto riguarda i target, una precisazione a quello che aveva detto all'inizio Fabio Fiorotti. In effetti noi avevamo già un obiettivo fissato dalla direttiva del 98 del 70% al 2020. Questo obiettivo in realtà non è un obiettivo specifico di riciclo, è un obiettivo di recupero, per cui se noi andiamo a guardare i dati ufficiali dell'ISPRA che vanno ad analizzare complessivamente il recupero di questi rifiuti, noi sostanzialmente risultiamo in linea con questo target, anzi risultiamo averlo già superato, perché abbiamo un tasso di recupero del 75%. In realtà però, se andiamo a vedere i dati specifici del riciclo, la situazione non è così rosea, il riciclo non è così sviluppato, pertanto pur essendo in linea formalmente con l'obiettivo, il lavoro ancora da compiere è importante. E tra l'altro c'è un dato positivo, perché con la nuova direttiva è previsto che
membri possano introdurre nuovi obiettivi specifici per la preparazione per il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione, per cui è prevedibile che, superato questo obiettivo del 2020, verranno fissati obiettivi più specifici e più stringenti che dovranno vincolarci in maniera un po' più forte su politiche di riciclo. Questo certamente è un dato positivo, perché di fatto gli obiettivi sono lo strumento che stimola la transizione, nel senso che l'abbiamo visto anche sul settore energetico, dove di fatto il cambio di rotta si è avuto nel momento in cui l'Europa ha fissato obiettivi stringenti. Certo è che anche in questo caso siamo davanti a una contraddizione, perché fissare l'obiettivo stringente è corretto nel momento in cui il quadro complessivo ci consente di raggiungerlo, altrimenti è solo un'opera così, è un esercizio puramente formale, scritto, ma non concreto. Questo è quello che vi dicevo prima, e rispetto al target dobbiamo anche dire una cosa che si ritrova in tutti i rapporti ISPRA nel momento in cui il soggetto che elabora ufficialmente i dati, nel momento in cui si parla di rifiuti da costruzione e demolizione. In realtà in questo settore, così come in generale sul settore dei rifiuti, ma a maggior ragione in questo settore, la reportistica sui dati non sempre dà una situazione completa che rispecchia perfettamente la realtà, perché chiaramente è un ambito in cui i dati sulla produzione di questi rifiuti non è perfettamente rispondente alla realtà, sia per una parte di gestione non regolare di questi rifiuti, sia perché ci sono delle esclusioni dagli obblighi di dichiarazione annuale di MUD rispetto alla produzione di questi rifiuti, e quindi da quel dato già significativo di oltre il 40% dei rifiuti da costruzione e demolizione, in realtà siamo abbastanza sicuri che manca ancora qualche tonnellata non rilevata dai dati ufficiali. Pertanto, come ho detto, pur non volendo guardare il bicchiere mezzo vuoto e quindi riconoscendo che c'è una situazione delicaria che formalmente si sta approcciando a questo target, ancora il percorso da compiere è lungo, e per compierlo servono strumenti efficaci per favorire questa transizione. Su che cosa interviene la nuova direttiva e quindi su che cosa dovranno intervenire le modifiche con i decreti che si stanno discutendo? Il primo tema riguarda le definizioni. La direttiva ha introdotto alcune nuove definizioni alla disciplina dei rifiuti, e tra queste definizioni introduce esplicitamente la definizione di rifiuti da costruzione e demolizione. In realtà non cambia molto, perché banalmente vengono definiti come rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, quindi per quanto riguarda la disciplina italiana questa nuova definizione cambia poco, però di fatto entrerà in maniera esplicita nel nostro codice ambientale. E in aggiunta, nella definizione dei rifiuti urbani vengono esclusi esplicitamente i rifiuti da costruzione e demolizione, quindi viene sostanzialmente chiarito, come già è di fatto, che questi rifiuti sono per natura rifiuti speciali. In aggiunta vengono confermate alcune definizioni di riutilizzo e riciclaggio, e vengono aggiunte due definizioni, recupero di materia e riempimento, che servono un po' a chiarire meglio e anche ad allineare la disciplina tra i vari Stati membri, che sulle varie possibilità di gestione dei rifiuti applicavano definizioni non sempre uguali tra loro. E veniamo invece ad alcuni aspetti un po' più concreti e di contenuto. Un tema importante che riguarderà le nuove disposizioni in discussione sono le modalità di gestione di questi rifiuti nel momento della loro produzione. Sostanzialmente la disciplina è quella del deposito temporaneo dei centri di raccolta. Qui l'ipotesi che si sta discutendo è un'ipotesi buona per chi opera nel settore, perché sono in discussione alcune possibili semplificazioni che faciliterebbero alle imprese la gestione di questi rifiuti. Sostanzialmente la legge di delegazione europea, che è quella che dà al Ministero i criteri per recepire la direttiva, ci dicono che il governo dovrà disciplinare la raccolta di particolari tipologie di rifiuti, come ad
visto che i rivenditori di prodotti edili, a Roma li chiamiamo smorzi, non so come li chiamate qui, potranno predisporre nelle loro aree di vendita, ovviamente a determinate condizioni, degli spazi proprio rivolti al conferimento da parte delle imprese edili dei propri rifiuti. Questo è sostanzialmente un modo per i rivenditori di facilitare il rapporto con la propria clientela, ma per le imprese del settore dell'edilizia potrebbe rappresentare un'occasione per avere a disposizione centri di raccolta diffusi sul territorio, quindi quasi con un concetto di chilometro zero, dove poter conferire con modalità semplificate i propri rifiuti. Quindi se questa norma, così come oggi è stata discussa, verrà effettivamente inserita nel decreto legislativo che il Ministero sta scrivendo, per le imprese del settore rappresenterebbe una buona semplificazione e una facilitazione nel conferimento dei propri rifiuti. Un altro elemento importante è quello della demolizione selettiva. Sostanzialmente, come aveva anche accennato Francesco Marinelli, i rifiuti da costruzione e demolizione non solo sono quantitativamente significativi, ma sono anche rifiuti che per la quasi totalità sono rifiuti non pericolosi, per cui hanno buonissime possibilità di riciclo. Ma una delle complicazioni che spesso ne ostacola proprio il riciclo è il fatto che sono rifiuti di diverso tipo, raccolti sostanzialmente in maniera indistinta, e questo rende più difficili le operazioni di selezione e di gestione che poi devono fare gli impianti. Allora, una delle previsioni che dà la direttiva per favorire una migliore gestione di questi rifiuti è quella di prevedere sostanzialmente, non si parla di obbligo, ma la promozione della demolizione selettiva. E questo nel testo di recepimento che il Ministero ha proposto si trasformerebbe in un articolo dedicato proprio alla demolizione selettiva, in cui si prevede che il Ministero dell'Ambiente promuove la demolizione selettiva degli edifici secondo criteri da definire previa consultazione delle categorie interessate e tenendo in considerazione le caratteristiche e le dimensioni del cantiere, eccetera, eccetera. Adesso poi, se volete, vi lascio anche la presentazione. Pertanto questa norma, se approvata, cambierebbe sostanzialmente le condizioni con cui deve operare un cantiere. Come vedete, non si parla di obbligo, si parla di promozione della demolizione selettiva, e soprattutto si rinvia a successivi provvedimenti la definizione dei criteri con i quali questa demolizione selettiva concretamente dovrà avvenire. E chiaramente nella definizione di questi criteri l'elemento della dimensione del cantiere è fondamentale, viene esplicitamente citato, perché un conto è parlare di demolizione selettiva in un piccolo cantiere, ad esempio della ristrutturazione di un'unità immobiliare, o nel caso di un grande cantiere, ad esempio di un'operazione di demolizione. Quindi questa sarà probabilmente una delle novità più importanti del nuovo quadro di regole che il settore dovrà rispettare. Un altro elemento importante è quello dei cosiddetti regimi di responsabilità estesa del produttore dei rifiuti. Sostanzialmente la direttiva, nel momento in cui pone nuovi target di riciclo, prevede tra gli strumenti funzionali al raggiungimento di questi obiettivi la costituzione di questi sistemi chiamati di responsabilità estesa del produttore. Sostanzialmente cosa sono? Sono quelli che in Italia in alcuni settori si sono concretizzati con i consorzi ambientali, il consorzio degli imballaggi, il consorzio delle batterie e quant'altro. La previsione è quella di obbligare i produttori a monte, quindi presumibilmente i produttori dei materiali edili, a aggregarsi in sistemi collettivi o in sistemi consortitivi per agevolare la fase poi di gestione dei rifiuti a valle. Questo è un aspetto, diciamo, meno operativo, ma più di governance, più di tipo gestionale, su cui devo dire le ipotesi di concretizzazione per quanto riguarda la normativa italiana non saranno nell'immediato. Sostanzialmente il decreto di recepimento probabilmente rinvierà a successivi provvedimenti l'introduzione anche nel settore edile di sistemi collettivi analoghi a quelli già esistenti in altri settori che vi ho citato, ma sarà un provvedimento da adottare con tempi un po' più lunghi rispetto a quelli del recepimento, quindi non è una cosa che vedremo a breve.
stessa o gli Stati membri devono definire per le varie tipologie dei rifiuti i criteri con i quali stabilire quando questi rifiuti cessano di essere tali, quindi sostanzialmente sono i requisiti che favoriscono effettivamente l'economia circolare, che ci dicono quando uno scarto entra in un impianto e poi uscendo da quell'impianto può essere riutilizzato come nuovo materiale. Questa non è una normativa nuova, è una normativa già esistente dal nostro codice ambientale attualmente vigente. Considerate che in oltre 10 anni sono stati fatti solo 2 decreti specifici, il decreto per il CSS, se non vi riguarda, e di recente il decreto sul fresato d'asfalto. Pertanto in 10 anni di tutti i flussi del rifiuto il Ministero è riuscito a regolamentare i criteri di cessazione della qualifica del rifiuto solo di 2 tipologie. Nel frattempo però cosa succedeva? Succedeva che la norma aveva previsto che le regioni potevano comunque autorizzare gli impianti valutando direttamente caso per caso se effettivamente quell'impianto potesse rispettare tutte le condizioni per far sì che i materiali risultanti dalla gestione di quegli scarti potessero avere i criteri per essere considerati non più rifiuti e riutilizzati. Una sentenza del Consiglio di Stato ha contestato questa possibilità per le regioni. Sostanzialmente si è detto no, questa non è una disciplina di competenza delle regioni, quindi senza una disciplina nazionale le regioni non possono più autorizzare gli impianti. Una contraddizione rispetto all'economia circolare. Noi diciamo che dobbiamo riciclare, ma impediamo alle regioni di autorizzare gli impianti che fanno quello di mestiere, che riciclano. Questo per voi, ne parlavo prima di iniziare il convegno, si è trasformato, per voi che operate nel settore, si è trasformato in una difficoltà nel poter conferire i rifiuti, perché non avendo più gli impianti, banalmente non avevate dove portarli, o anche laddove questi impianti c'erano sovraccarichi, per cui aumenti di costi e quant'altro. Come superare questa difficoltà? Il Ministero ha iniziato a lavorare su questo famoso decreto end of waste sugli inerti, cioè il decreto che ci dirà, che stabilirà i criteri per autorizzare gli impianti di riciclo degli inerti. Il confronto con il Ministero non è chiuso, ci sono alcuni nodi critici da sciogliere. Tra i nodi critici quello più significativo è quello proprio che è la tabella che dovrà identificare i valori limiti che i materiali che provengono da questi impianti dovranno mantenere, perché è chiaro che su questo tema c'è un duplice obiettivo. Da un lato io devo garantire la qualità del materiale che esce dall'impianto, perché se voi dovete riutilizzarlo nei vostri lavori, nelle vostre attività, è chiaro che è un materiale che dovrà avere delle caratteristiche sia qualitative che di tipo ambientale. Però dall'altro se si punta a fissare requisiti troppo alti, di fatto si rende inapplicabile questa normativa, perché sostanzialmente nessun materiale riuscirà a rispettare questi valori limiti. Quindi questo è il punto su cui si sta concentrando ad oggi la discussione, ma gli auspici sono che anche in questo caso i tempi brevi, entro la stessa scadenza del recepimento della direttiva, possiamo avere anche questo decreto e quindi sbloccare la situazione degli impianti di gestione dei rifiuti inerti. Questi sono i punti su cui la direttiva dà esplicita indicazione agli Stati membri di lavorare, ma non si esauriscono qui i temi che stiamo discutendo con il Ministero. Infatti ci sono alcune ulteriori possibili semplificazioni. Il tema del riciclaggio sottende il tema dell'economia dell'edilizia sostenibile. Non è l'unico tema che fa parlare di edilizia sostenibile, ma tutti oramai, se guardate chi lavora nel settore, tutti diventano sostenibili. Forse capire come poter garantire l'utente finale della sostenibilità della casa, dell'ufficio in cui lavora è fondamentale, e qui abbiamo la fortuna di avere Marco Mari, vicepresidente di TBC Italia, quindi l'associazione che è autorizzata a rilasciare la certificazione
parlarci su questo tema. Grazie, io anzitutto ringrazio per avermi invitato, al contrario io penso sia sempre fondamentale, ma no, guarda, posso tranquillamente, se sei qui vicino a me, posso usare questo strumento tecnologico. E allora, intanto grazie. Il pensiero era, perché si parla giustamente di ambiente, io proverò a fare 2 o 3 elementi. Uno, proverò a collegarlo al mercato, perché se non si collegano le cose al mercato il punto è sempre bisogna che diventiamo tutti santi da una parte, dall'altra fare economia circolare abbiamo più modi di farla, no? È una necessità, come vedremo, io porterò qualche dato. Da una parte si può spingere, si può dare incentivi alle imprese per generare questa cosa, dall'altra si può fare che il mercato invece richieda economia circolare. Ed è chiaro che la prima di solito si ferma quando finiscono gli incentivi, la seconda invece gli incentivi servono a avviare il volano e continua. Io non credo che, come dire, non conosco particolari santi, preferisco conoscere imprenditori, aziende o amministrazioni che in realtà sono guidate da corretti valori, da un buon modo di fare la loro attività, ma comunque collegate a un ambito che è anche profitto, perché possiamo tradurlo magari con una parola che è sviluppo, perché se non si parla di sviluppo sostenibile, la miglior sostenibilità sarebbe tornarcene tutti nella grotta, e purtroppo non siamo disposti a farlo, e allora forse si può fare di più e di meglio. Detto questo, permettetemi solo una parola sull'associazione, perché è un po' una particolarità. L'associazione ha una finalità, nasce nel 2008 per volontà della Provincia Autonoma di Trento, ma poi si attiva a livello nazionale e internazionale. Guida sostanzialmente l'obiettivo della filiera verso uno spazio abitato salubre, sicuro, confortevole ed efficiente. Ecco, il concetto dello spazio abitato non ha solo a che vedere con l'edilizia, perché se ci dimentichiamo l'ambiente costruito, ci dimentichiamo le infrastrutture, le strade e quant'altro, che altra parte importante sono proprio relativamente al tema anche dell'economia circolare. La peculiarità di queste associazioni, Green Building Council a livello mondiale, che sono sostanzialmente partecipate da tutti gli attori della filiera. Noi siamo partecipati e quindi sono associati a GBC Italia Pubbliche Amministrazioni, più di 11 università, tra cui UAV e quant'altre, tutte le organizzazioni, molte organizzazioni che fanno progettazione, ingegneria, imprese di costruzioni, produttori di materiali e prodotti, quindi si va, come dire, abbiamo associato dalla Italcementi, l'azienda che in realtà l'ha comprato, a Legambiente, per intenderci, quindi anche le associazioni si muovono all'interno. Tante sono le attività fatte, non mi dilungo, tra cui cito solo uno dei tanti progetti europei nei quali coordiniamo, collaboriamo, e questo si chiama IMAP, Energy Efficiency Mortgage Action Plan, ovvero i mutui. La finanza si sta dirigendo in questa direzione qua. Non ultimo, la BCE ha dichiarato pochi giorni fa che rivedrà la politica di stabilità economica, mettendo temi che non erano presenti prima. Uno di questi si chiama sostenibilità, perché banalmente se devo dare un mutuo a qualcuno in un'area che potrebbe essere inondata tra 30 anni, il mio rischio può cambiare, e quindi il tema sostenibilità e cambiamenti climatici diventa centrale. Allora, è una moda o una necessità? Diciamo che quello che sulla filiera edilizia noi vediamo, questi sono dati a livello mondiale, è sicuramente il passo 1. Il passo 1 è il consumo di energia, il 72% di energia consumata a livello mondiale, non a caso siamo partiti da quel tema. Ma è solo quello il tema? Veniva detto giustamente prima, no. Io vi faccio evidenziare 2 ambiti, no? Come è stato più o meno detto. A livello mondiale il 30% di produzione di rifiuti vengono dalla filiera edilizia, e il 40% delle materie prime utilizzate in generale vengono chieste dalla filiera edilizia. Insomma, se parliamo di circolarità quasi, come dire, fa quasi scopa. Ecco, il tema fondamentale è che un sistema, un edificio, non ha solo il problema dei rifiuti o la domanda di economia circolare nei prodotti, ma anche uso di acqua, anche emissioni di CO2, molto di più di quella che è la filiera dei trasporti. E alla fine ci scordiamo sempre che noi viviamo il 90% del tempo dentro agli edifici. E ve lo do per certo, l'onda che tra un po' sentirà e convertirà la
Maria a fare non è i 2.000 euro in più o in meno di bolletta energetica, ma è il tema della qualità ambientale interna, quello che si respira, visto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara che la terza causa di morte sono le malattie respiratorie, ed è quello che ci respiriamo dentro agli edifici, che mediamente sono più inquinati 5 volte di più dell'esterno. In una casa, in un'abitazione, la stanza più inquinata è quella dei bambini. Allora pensiamo alla bella riqualificazione di una scuola, dove magari facciamo una bella gara fatta bene, nessuno ruba, fatta seriamente, anzi non metto solo fotovoltaico su una scuola, bisognerebbe pensarci perché di solito è chiusa, o metto l'accumulo o serve a poco, ci metto la pompa di calore e anzi gli faccio un bel involucro, la rendo bella ermetica, quindi meno domanda poi faccio la gara a massimo ribasso sulla manutenzione perché sono pochi spiccioli e la prima cosa che non cambiano sono i filtri. Ho fatto una camera a gas. Io in quel caso potrei andare a misurare cosa respira il bambino con oggetti che costano poco e potrei fare una class action, perché la metà di quei bambini avranno l'asma, la metà ci avranno sicuramente allergie. Allora, quello che sta arrivando e che comincerà il signor Marco e la signora Maria probabilmente sarà più legato a questi elementi, cioè che mi interessa a me, cioè, da 2.000 euro risparmiati a mio figlio che si piglia l'asma, aspetta, ci penso un attimo. Il rischio quale sarà? È che quando arrivano queste informazioni qualcuno dirà bene, si fa solo, no, economia circolare non si fa, l'energia non si fa, si guarda solo, no, il messaggio è il sistema edificio è un sistema che va bilanciato, come ogni sistema. Se io agisco solo sull'economia circolare non tengo in conto di altro, o solo sull'energia, o solo sull'ambiente e quant'altro, questo è il tema. Allora a livello mondiale questo tipo di necessità è nata vari anni fa. Qui abbiamo un esempio, no? Uno dice la plastica, ma la plastica si riutilizza, ragazzi, questa è infinitamente riciclabile, non stiamo parlando di uno slogan, al di là che forse si può avere l'acqua del sindaco a tavola, ma se uno va a vedere questo oggetto ci trova un sacco di informazioni. Noi siamo abituati a comprare cose che hanno le prestazioni chiare. Di tutti i prodotti? No. Un edificio come si misura? Questo è il punto che 25 anni fa è partito. Qual è il set di informazioni delle prestazioni di un edificio? E dunque, perdonatemi, il suo valore. Beh, allora, tanto per darvi un'idea, qui ci sono alcuni esempi di edilizia circolare che adesso vanno in alcune città. Diciamo Milano la fa da padrona perché è il secondo paese, città a livello europeo per edilizia sostenibile. Vedete sotto c'è sempre una targhetta. Quella targhetta parla di sostenibilità del sito, quindi il tema in cantiere, la produzione dei rifiuti, il recupero, parla di gestione dell'acqua, parla di materiali, parla di quindi rifiuti, riciclo, e è una targhetta che dice io sono arrivato a rispetto al massimo potenziale di. Quello che viene fuori è un po' come per l'acqua, come per qualsiasi prodotto che noi acquistiamo. È necessario capire la prestazione del sistema edificio. Ecco, questa è gestita da quelli che vengono chiamati protocolli energetico-ambientali, rating system nazionali e internazionali. Io lavoro e supporto il gruppo di lavoro del Ministero dell'Ambiente sui criteri ambientali minimi per l'edilizia e per le strade, e nello specifico in quell'ambito il punto fondamentale è non solo fare un aspetto normativo, ma collegare questa visione, questi obiettivi al mercato, perché se no gli imprenditori cercheranno di non farlo. Allora, questi protocolli tengono conto di tanti aspetti, dalla mobilità collegata all'edificio alla sostenibilità del sito, ovvero il recupero di tutti gli edifici possibili, per esempio tutte le parti possibili degli edifici, no? Visto che dobbiamo essere a saldo zero di consumo di suolo, la gestione dell'acqua, energia atmosfera va da sé, le emissioni, e materiali e risorse, è lì tutto il tema dell'economia circolare, è lì tutto il tema della gestione dei rifiuti speciali rimandati a recupero in maniera certificata. La qualità ambientale interna, l'ho già detto, è un punto nevralgico perché sennò sbilancia il sistema. Poi c'è la formazione e c'è l'innovazione. L'innovazione va valorizzata. Ecco, noi in Italia abbiamo aggiunto due pezzi di cui poi rapidamente vi parlerò. Uno
chiama valenza storica, abbiamo generato il primo protocollo di edilizia sostenibile al mondo sul restauro sostenibile. Perché se non teniamo in conto della valenza culturale che abbiamo nelle nostre città, il rischio è di fare dei bellissimi contenitori, magari luminescenti, stupendi, ma che facciamo con tutta l'edilizia storica? Io ringrazio il cielo, abito a Ferrara, non sono di origine ferrarese, ma ci abitiamo da un po', una classica cittadina. Io ringrazio il cielo che mia figlia la mattina per andare a scuola passa internamente a palazzi meravigliosi. È un modo di assorbire quella cultura. Se io per lavoro lavorassi in una città del centro degli Stati Uniti, non dico New York, quella qualità, le percezioni non le avrei. Allora questo va preservato, e lo dice l'UNESCO, e abbiamo siglato anche una carta internazionale nel merito, e allora l'unico protocollo che si occupa, ve ne parlerò poi un attimo, di restauro sostenibile, quindi di qualificazione di generazione sostenibile, che adesso internazionalizziamo, è italiano. L'altro pezzo fondamentale è che sembra che sia più importante una cosa rispetto all'altra. Anche la durabilità è importante, infatti il riciclato lo ragioniamo in relazione alle prestazioni, giustamente, no? Quanto basso, quanto al massimo per non svariare la durabilità, le prestazioni, soprattutto sismiche. Allora, non esiste protocollo di sostenibilità al mondo se non i protocolli italiani che hanno introdotto questo sistema, perché il problema ce l'abbiamo chiaro a casa, sapete che non è solo a casa nostra il terremoto, anche un tema di valorizzazione della buona strutturazione da quel punto di vista. Da ultimo, queste aree tematiche hanno dentro quelli che vengono chiamati prerequisiti obbligatori. Il primo messaggio è: devi fare non puoi fare solo acqua o solo energia, non puoi fare solo economia circolare, devi ragionare un minimo sul sistema. E poi quelli che vengono chiamati crediti. I crediti danno punteggio e alla fine questi oggetti vanno a finire in un sistema di rating a fasce di punteggio. La fascia certificata è da 40 a 49 punti, questo vuol dire che oltre ai prerequisiti alcune cose le devi fare. La fascia chiamata argento da 50 a 59, l'oro a 60 a 79, il top è 80 punti e oltre. Perché un rating? Un rating è fondamentale perché è riferito alla qualità dell'edificio e dunque al prezzo di mercato. È riferito a una valutazione di rischio e dunque, per esempio, per una banca alla possibilità di poter dare un prestito, un finanziamento, un mutuo. Quindi, se l'edificio, mettiamola semplice, ha più economia circolare embed, più raccolta differenziata, più punteggio prende, più vale sul mercato. Poi ve lo dimostrerò con una banale analisi fatta a Milano da una struttura internazionale. Detto ciò, qual è il mercato a livello mondiale che segue edilizia sostenibile su protocolli misurati? Perché noi spesso e volentieri ci guardiamo il giardinetto, no? Se va bene quello provinciale, quello regionale, quando proprio va bene quello nazionale, ci deprimiamo e non andiamo oltre. Invece bisogna guardare anche un attimo a livello storico, qual è l'onda che sta arrivando. I dati non sono aggiornati. L'edilizia sostenibile con protocolli energetici ambientali sono più di 4 miliardi di metri quadri, 1,5 triliardi di dollari, e è l'unico ambito che raddoppia ogni 3 anni. Quindi l'unica nicchia che cresce in maniera verticale. 2. Questo si tira dietro tutti i prodotti, i materiali e i sistemi. Io di queste cose ho iniziato a occuparmene in Italia 12 anni fa, perché un'azienda di ceramica mi chiedeva: perché gli americani vogliono sapere se c'ho il materiale riciclato nel prodotto? Mi guardava e diceva: io non capisco, io gli sto raccontando che ci ho messo l'ultimo caolino dell'ultima cava martire e vergine solo per lui, è un valore solo per lui, è una cosa purissima. E io dissi: non lo so, forse che nonna il pane secco non lo buttava via, me lo dava da mangiare lo stesso con qualcos'altro, è tornato di moda. Forse un elemento che peraltro ce l'abbiamo anche culturalmente, no? Il non sprecare. Quell'imprenditore gli è piaciuto, la filiera della ceramica italiana è quella in assoluto più avanti, non solo sui temi di economia circolare, ma tutti gli ambiti di valutazione per i protocolli
protocolli di energia sostenibile, e il motivo ancora una volta non è tanto che mi piaceva il concetto di norma, è che vendono più bancali di prodotti, che è Made in Italy, che ha il giusto design ma che parla il linguaggio richiesto dal mercato, cioè quello dei protocolli. Allora il tema, tutto questo prima che arrivasse la spinta al Green Public Procurement. Io poi un accenno ai GAM, un minimo lo farò solo per capire perché si sta facendo acquisti verdi nell'amministrazione pubblica. Prima però mi piaceva raccontare un po' che qualche volta le cose le facciamo bene in Italia, e siccome qualche volta le facciamo molto bene, bisogna iniziare pure a raccontarle, perché sennò sembra che è tutto pizza e mandolino, perdonatemi, soprattutto in regioni che trainano in maniera sostanziale rispetto a. Allora, due dati. I dati, perdonatemi, non sono aggiornati, ve li dico aggiornati. Questa è l'azione che a livello nazionale sui protocolli di edilizia sostenibile stiamo cercando di fare da quando siamo nati, appunto nel 2008, con un'azione sistematica, formando, attivando, facendo attività di advocacy. Ecco, prima si parlava di ISPRA, abbiamo aperto con ISPRA un tavolo di lavoro pubblico-privato che si chiama riqualificazione e rigenerazione urbana, ed è fondamentale perché ISPRA è bravissima nei rifiuti, è bravissima nell'acqua, è bravissima nell'aria, ha competenze verticali che non parlano, come spesso accade, e quando lo declini alla filiera vogliono tutti il massimo di tutto. Probabilmente il massimo del rifiuto, questo è il problema dell'end waste, il massimo del rifiuto non si coniuga con altre possibilità necessarie, quindi bisogna declinarlo come fa, guarda caso, un protocollo energetico ambientale. Beh, i dati in Italia sono, in realtà abbiamo più di 320 edifici certificati, si tratta di 4 milioni e mezzo di metri quadri in poco tempo, e siamo a ben 8, quasi 9 milioni di metri quadri di edifici registrati formalmente, che quindi stanno operando in cantieri o progetti che arriveranno a certificazione. Allora, siccome questo non è un bollino, qui stiamo parlando di obiettivi di impatto, allora sui dati parziali abbiamo banalmente fatto un'analisi, in quanto questi protocolli sono dei sistemi di misura della prestazione. Quindi rispetto a un edificio convenzionale, e attenzione, qui non si sta parlando di edilizia in legno, si sta parlando della misura della prestazione, perché io credo che ognuno possa fare, poi costruire con i materiali che più gli piace o quelli che magari sono più efficienti e più efficaci, no? Quindi lasciando liberi ai progettisti e imprenditori di fare le loro scelte, perché questo è un sistema di misura. Misurerai la prestazione come ci arrivi magari da un punto di vista più efficiente, più economico e magari più lucrativo. Bene, sull'edificio risparmiano questi qui oltre il 50% di acqua utilizzata per il verde esterno. Sembra una banalità, e signori, l'acqua potabile è un bene rarissimo a livello mondiale, e poi lo vediamo un po' perché non ha nevicato, quindi si capisce subito anche in Italia. I fiumi, voglio vedere tra un po' come facciamo. Il 40% di acqua utilizzata all'interno degli edifici, oltre il 17% di risparmi dal punto di vista energetico rispetto a una baseline nazionale, e soprattutto più del 70% dei rifiuti in cantiere mandati a recupero, perché più lo fai più vieni premiato dal rating, e più dell'8% in peso di prodotti che hanno economia circolare all'interno, che è la domanda che il cantiere fa, e questa sta aumentando velocemente. Allora, questo vuol dire, abbiamo fatto un piccolo esercizio su Milano, e vi dovrebbe interessare perché questo è andato a finire nella documentazione che è stata presentata poi per le Olimpiadi invernali. E quindi Milano ci ha chiesto, sì fatelo veloce. Abbiamo banalmente mappato gli edifici sulla zona milanese. Vedete quei piccoli pin, li intravedete, no? Blu, verdi, eccetera, sono i vari protocolli. Su in alto, se vedete, dalla parte diciamo dello schermo in alto a sinistra, ce n'è uno violino. Ecco, quello è uno sviluppo importante, si tratta di un'edificazione di 30 edifici dagli 8 agli 11 piani, è il quartiere Uptown di proprietà dello sviluppatore Euromilano sopra l'ex Arexpo. Lì
certificano tutto il quartiere, non solo i singoli edifici. Peraltro vuol dire che le strade, le infrastrutture, tutto quello che fanno è basato su concetti di economia circolare d'arte. Un'immagine più zoomata del centro, non lo riuscirete a vedere, ma lì in realtà abbiamo messo più informazioni, dai punti di ricarica per le auto elettriche, quei bollini rossi non è la scarlattina ma sono i punti di sharing mobility, le linee colorate a tratto pieno sono la mobilità dolce, quindi le metropolitane, poi ci sono delle tratteggiate che sono le piste ciclabili, poi ci sono le aree verdi e poi ci sono gli edifici sostenibili, di cui di ognuno sappiamo dire quanti chili di economia circolare, quanta energia in meno, quanta acqua in meno. Vi pensate cosa? E poi l'abbiamo fatto anche su Roma, che ce l'ha chiesto. Quanto pensate? Qui ce ne sono, facciamo un sondaggio, qui ce ne sono circa 230 di edifici tra certificati e via di certificazione. Su Roma quanti ce ne sono secondo voi? 2? Chi? 3? Ce ne sono 97. Davvero. I 97 non li possiamo mappare tutti, però insomma, per un motivo semplice che alcune volte mettono un flag per non essere, come dire, c'è un flag sul protocollo di certificazione in cui puoi tenere riservata l'informazione ad alcuni non possiamo dare evidenza.